Chiuso il mercato invernale, il direttore sportivo dell'Acragas Ernesto Russello e l'allenatore Raffaele Di Napoli rientrano da Milano, dove hanno lavorato sodo, dicono dalla stessa società, per tentare di salvare la categoria. Adesso naturalmente bisognerà vedere sul campo se la squadra avrà un volto nuovo. Voltare pagina è quello che l'ambiente biancoazzurro si attende. Il nome che i tifosi apprezzano in modo particolare è quello di Zibert, il cui ritorno è considerato come il miglior colpo di mercato. Non erano stati considerati in partenza però Salvemini e Visente, i quali invece non saranno più giocatori dell'Acragas. Piace la conferma di Alessandro Vono in porta. In entrata anche gli attaccanti Gaetano Dammacco, classe 98, proveniente dal Matera, e Idrissa Camarà, in prestito dall'Avellino. Un altro arrivo è quello di Ferdinando Raucci, terzino sinistro, classe 97, in prestito dal Bisceglie, a cui l'Acragas ha ceduto Genny Russo. Sempre in tema di nuovi arrivi, l'ufficio stampa dell'Acragas ha comunicato l'ingaggio fino al termine della stagione del difensore dell'Alessandria, classe 94, Andrea Pastore. Il giocatore è a disposizione del mister di Napoli a partire da oggi. Ricordiamo che ha lasciato l'Acragas un altro giovane promettente da quello che si è visto quando è sceso in campo. Parliamo di Filippo Franchi, tornato alla sua Roma. E domenica incontro casalingo si fa per dire. Alle 14:30 a Siracusa l'Acragas infatti incontrerà la Casertana. Potrebbe essere questa per i biancoazzurri l'ultima partita in esilio. Si starebbe lavorando per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare le torri mobili all'Esseneto.